in collaborazione con Sardafidi, soluzioni efficaci ai problemi del credito. Archea, impresa edile artigiana. Sardinia Post Magazine. Bentornati a Tesauro, primo appuntamento della nostra trasmissione post-referendario. Insomma, abbiamo monopolizzato un po' l'informazione e la comunicazione, non solo noi, anche tutte le altre testate, ovviamente in un periodo particolarmente complesso ma anche interessante, insomma, considerato che è stato coinvolta tutta l'Italia in un voto così importante. Oggi però commenteremo in qualche modo anche il risultato referendario, ma cercheremo di tornare sui temi dell'economia, su quanto le imprese in Sardegna possono ancora contare su un futuro, su bandi, su risorse, su un mercato che possa sostenerle. Oggi ne parliamo ovviamente con i nostri ospiti. Do il benvenuto all'assessore regionale alla programmazione e bilancio Raffaele Paci, bentornato. Buonasera. Al segretario regionale di Confartigianato Stefano Mameli, benvenuto. Buonasera. Buonasera. Andrea Drago, dottor commercialista, ci aiuterà, benvenuto anche a lei, a entrare in alcuni dettagli e capire meglio come si muovono i denari, lo possiamo dire, assessore, quelli che servono per far funzionare le imprese. Prima di entrare nel merito ovviamente di quelli che sono anche i bandi che voi avete presentato in quest'ultimo periodo, in quello che è stato definito il road show della regione, non posso esimermi da chiederle una battuta sul risultato referendario. Abbiamo già sentito alcuni assessori, però effettivamente il suo assessorato, quello del bilancio, ha tanto da poter raccontare rispetto al rapporto che conosciamo Stato-Regione. Oggi sono le dimissioni del Presidente del Consiglio, dei patti importanti che sono stati sottoscritti. Cambierà qualcosa? Beh, cambierà, non c'è dubbio, perché cambierà il governo, cambieranno gli interlocutori e quindi è un rapporto poi che comunque è da costruire sempre nell'indipendenza delle due istituzioni. L'abbiamo sempre detto, ci ho sempre creduto, non esistono governi amici o nemici, esistono due istituzioni che si confrontano. Allo stesso tempo il risultato referendario, soprattutto qui in Sardegna, è stato chiaro, è stato netto. Era una consultazione È stato un record, possiamo dire. Assolutamente, non c'è dubbio. Quindi la consultazione era sulla variazione costituzionale. In altre regioni autonome, penso a Trento e a Bolzano, ha prevalso il sì, quindi non è che loro siano meno interessati alla loro specialità, è stato però vuol dire che forse sono riusciti lì a convincere, a spiegare meglio. Noi ci siamo riusciti di meno, all'interno della coalizione c'erano forze che erano per il no, però al di là di Voi tutto... non vi sentite bocciati dai sardi? Al di là di tutto, io penso che sia un elemento di cui tener conto. Chi governa deve sempre tener conto dei risultati elettorali. C'è malessere, c'è malcontento che si è espresso anche impropriamente, a mio avviso, però si è espresso anche in questa consultazione costituzionale. Quindi da qui dobbiamo ripartire, dobbiamo rilanciare insieme alla nostra maggioranza l'azione del governo, perché dobbiamo essere più convincenti, più veloci anche nelle nostre risposte. Parliamo dei denari, insomma, che abbiamo accennato poco fa, ma c'è qualcosa che è rimasta appesa e che rischia di cadere nel rapporto con Renzi precedente? No, quello penso di no, perché c'è comunque sempre la continuità amministrativa. In ogni caso il patto per la Sardegna è stato già deliberato dal CIPE e quindi insomma quello per Cagliari c'è ancora da fare qualcosa. Per Cagliari no, perché è stato firmato più di recente, ma immagino che andrà avanti. È una delle regole auree
dell'amministrazione, dare la continuità, però ripeto, si apre una nuova pagina e continueremo col nuovo governo a portare avanti le istanze dei Vedremo. sardi. Entriamo nel tema di oggi. Abbiamo parlato dei bandi, delle imprese, certamente le difficoltà insomma, di quest'ultimo decennio le abbiamo sentite, poi tra l'altro Istat e le associazioni divulgano dei dati che certe volte non sono particolarmente chiari. Cerchiamo di capire effettivamente qual è lo stato dell'arte dell'impresa in Sardegna, la piccola e media impresa in particolare, che è quella che poi dà l'impulso all'economia locale. Voi avete presentato una serie di bandi in giro per la Sardegna cercando di trasmettere delle informazioni necessarie a stimolare l'imprenditoria. Anche qui, dall'inizio della nuova fase della programmazione dei fondi europei 2014-20, che di fatto parte quest'anno, abbiamo detto ci sono tante risorse disponibili, centinaia di milioni disponibili per gli investimenti delle imprese. Dobbiamo riuscire a metterli in gioco a favore delle imprese, del sistema economico, su basi nuove, più semplici, più rispondenti alle esigenze delle imprese, e quindi abbiamo iniziato con una forte collaborazione col partenariato a individuare i nuovi bandi a sportello, bandi più semplici, bandi che si rivolgono anche proprio alle microimprese. C'è stato qualche mese di ritardo, avremmo dovuto far prima, però purtroppo anche queste procedure prendono tempo. Adesso la gran parte dei bandi sono pronti, le direttive sono state approvate, quindi siamo andati in giro in tutti i territori, nelle 5 città della Sardegna, a presentare questi bandi, trovando un enorme interesse da parte delle imprese. Pensate che in queste 5 tappe, tutte le tipologie, abbiamo avuto oltre 1000 partecipanti a questi incontri. Beh, insomma, il numero è interessante. Stiamo parlando di, non so se posso definirlo così, un tesoretto europeo di quanto? 700 milioni, considerando tutti quanti i fondi che poi vanno nel sessennio, e compresa anche l'agricoltura, quindi compresi tutti i settori, di tutte le imprese, di tutti i settori, in 6 anni. E poi dentro ci sono i bandi per l'innovazione tecnologica, quelli per l'internazionalizzazione, quelli che riguardano le imprese più piccole, quelli che riguardano i contratti di investimento, quindi le grandi imprese. Una tipologia ampia. Abbiamo dato in giro questa brochure dove sono elencati oltre 23 tipologie di bandi diversi che si rivolgono alle imprese, quindi c'è proposte che riguardano tutte quante le tipologie di imprese. Alcuni bandi sono già attivi e semmai poi nel proseguo della trasmissione vi dirò anche qualche dato. Abbiamo detto tutte le imprese, parliamo delle imprese dell'artigianato. Voi ovviamente come Confartigianato rappresentate quella, posso dire, grossa fetta, 7.000 imprese se non ricordo male, circa. La Confartigianato Sardegna, la Confartigianato, insomma, circa 7.000 imprese, non tutte artigiane. Non tutte artigiane, ma comunque di quella dimensione, possiamo dire. Avete visto i bandi, cosa ne pensate? Sì, non solo li abbiamo visti, l'assessore lo sa, li abbiamo sollecitati, certo, eccetera, perché naturalmente l'aspettativa è importante. Siamo in un momento particolare dal punto di vista economico delle nostre imprese, le microimprese in Sardegna, che sono una gran parte, quelle artigiane sono circa 1/3 delle imprese in Sardegna, chiedono comunque un intervento. Spesso per il piccolo imprenditore è anche una questione psicologica, sapere che comunque c'è la regione che in qualche modo incentiva, è quella molla, è quella, diciamo, quello stimolo, magari, piccolo stimolo, sì, che gli fa dire vabbè, mi butto e faccio l'investimento, spesso anche piccolo, poi ne parleremo dopo. Abbiamo visto i bandi, naturalmente, come diceva l'assessore, un po' di ritardo si è accumulato, perché noi già da febbraio aspettavamo, marzo, eccetera, poi c'è stato qualche ritardo, la programmazione 2014-2020, siamo nel 2016, speriamo di recuperare, ma queste cose noi naturalmente le abbiamo già dette. Noi riteniamo, adesso ce n'è uno importante che finanzia investimenti dai 15 ai 150.000 euro. Secondo noi, da quello che ci dicono le nostre imprese, intanto noi siamo stati forse la prima associazione che appena sono usciti i bandi ha iniziato per un'attività importante di animazione, e siamo anche quelli che spesso fanno il filtro
delle imprese. Perché avete partecipato al roadshow sì, i colleghi nei territori hanno partecipato, hanno posto le domande, ma noi prima di quegli incontri abbiamo iniziato a fare attività di sportello e quindi già da subito abbiamo già avuto i primi feedback da parte delle imprese. Come sono questi feedback? Ma i feedback sono di due tipi. Intanto sicuramente ci sono imprese che sono al 100% all'interno di quello che è finanziabile, quindi hanno partecipato, l'assessore avrà i numeri, le imprese artigiane sono una buona fetta di quelle imprese che hanno partecipato. Peraltro in territori come quello del Nuorese, ad esempio, che comunque ha particolari problematiche, quindi la risposta c'è stata. È anche vero che ci sono una serie di imprese che sono rimaste fuori, perché? Perché magari erano imprese che non avevano tutti i requisiti previsti dal bando. Ad esempio una casistica importante di imprese che sono rivolte ai nostri uffici di Confartigianato nei territori sono quelle per esempio costituite da meno di 2 anni, che in questo bando, per esempio parlo del T1, non possono partecipare. Altre tipologie di imprese che sono rimaste fuori sono quelle che per esempio volevano fare degli investimenti per l'aumento delle unità locali, cioè io ho un laboratorio, ingrandirsi, ma anche per esempio io sono un panificio, voglio aprire un altro punto vendita, queste cose qua non erano previste dal bando. Però naturalmente ci sono anche degli aspetti, da questo punto di vista le cose le abbiamo dette, un po' una complessità che hanno trovato le imprese, perché da quest'anno c'è una nuova modalità di partecipazione che è informatizzata e quindi comunque un po' di complessità anche perché la piattaforma sta iniziando a partire. La cosa che noi segnaliamo è che l'impresa da sola non è in grado oggi, non è strutturata per partecipare al bando, ha bisogno comunque di rivolgersi a un consulente. E per esempio una cosa che noi abbiamo notato è che non sono ammissibili le spese anche per l'istruzione della pratica, no? Cioè io sono un'impresa, devo andare dal commercialista per dirgli senti io voglio fare queste cose ma non ce la faccio, no, ma per dire, cioè, non sono le regole della rendicontazione. Sì, però si potrebbe fare, ma in ogni caso quella è anche una barriera. Dal punto di vista, perché non sono solo aspetti critici, sono anche aspetti positivi, cioè, lo speriamo. La procedura a sportello, che abbiamo sempre, prima si doveva aspettare per le graduatorie e poi c'erano i ricorsi, eccetera, l'abbiamo sempre chiesto, questa è stata accolta, quindi sicuramente la procedura a sportello, pian piano che arrivano le domande, si fa l'istruttoria e si approvano. Adesso ci sono 120 giorni di tempo, sarebbe anche interessante capire se... Ci fermiamo un attimo perché diciamo che gli input sono diversi, tanti punti da cui partire. Ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria e poi chiediamo l'aiuto a Andrea Drago per capire se effettivamente tutte le aziende sono in grado di comprendere almeno quello che abbiamo detto fino adesso. A tra poco. Bentornati in studio, stiamo parlando di imprese, di bandi, di partecipazione ai bandi, di piccole e medie imprese, di come effettivamente si possa trovare anche la nuova strada nella propria scelta di business, anche andando a individuare dei bandi. Sappiamo dell'opportunità che ci ha appena illustrato in parte l'assessore al bilancio Raffaele Paci dei bandi europei, ma ci sono comunque delle difficoltà. Drago, quali sono le problematiche? Qualcosa l'ha già citato anche Mameli, che le aziende affrontano prima di cimentarsi o di scegliere di cimentarsi in un bando pubblico? Allora, faccio una premessa. Io non mi occupo di finanza agevolata per scelta, nel senso che molto spesso è, come dire, un po' vissuta dall'imprenditore come un sussidio e secondo me questo è deleterio. Ecco che, come dire, inizierei... Quello stimolo di cui parlavamo prima. No, esatto. Inizierei, come dire... lo dico da chi vive l'azienda, perché io sono un aziendalista nato e sono un commercialista un po' atipico. Lo vive come un sussidio, nel senso che molto spesso la partecipazione a questi bandi è slegata dalle strategie e politiche aziendali che ovviamente, come dire, dovrebbero essere alla base di un investimento, e questo è il punto. Cioè molto spesso queste risorse vengono sperperate, ecco perché, come dire, sono contrario. Gestite male. Sì, ma gestite male non dalle istituzioni, a volte gestite male dallo stesso imprenditore, che ovviamente ha la possibilità di fare un investimento che è finanziato al 50%, al 75%, va benissimo. È un grosso aiuto per le aziende, però quell'investimento deve essere,
collocato all'interno di problematiche economiche, problematiche fiscali, problematiche finanziarie, all'interno di una strategia precisa. Ovviamente perché? Perché comunque quell'investimento, come si dice tecnicamente, deve ritornare in forma liquida, cioè deve produrmi dei ricavi, deve produrmi, come dire, mi deve Generare consentire una nuovo crescita, reddito, certo, nuovo reddito. affinché, come dire, quell'investimento Diciamo possa che essere ripagato. spesso si incappa nell'equivoco, prendo il finanziamento pubblico, mi risolvo un po' di problemi e vado avanti, così. Ecco, e questo in passato a volte, come dire, ha creato anche dei meccanismi un po' distorti, quindi come dire, di sovrafatturazione di determinate prestazioni o determinati acquisti, eccetera. Quindi, per carità, sono assolutamente favorevole, ovviamente perché è importante che le istituzioni, come dire, facciano un intervento di questo tipo. Ma ci deve essere una sana imprenditoria. Esatto, si è detto prima, mi è piaciuto, come dire, il verbo ripartire, aggiungerei ripartire dalle piccole cose, nel senso che oggi è una delle problematiche che anche noi abbiamo riscontrato nel bando innovazione, ovviamente un bando che presupponeva l'iscrizione dell'impresa nel registro imprese da almeno di 2 anni, quindi insomma un'impresa esistente. Da almeno 2 anni. Da almeno 2 anni, quindi un'azienda che fosse già in piedi da un certo tempo. In realtà oggi la difficoltà ce l'ha anche chi vuole iniziare, magari il giovane che ha l'idea imprenditoriale, quindi come dire, magari non ha esperienza, magari non ha azienda, magari non ha niente, ha l'idea. Quindi ecco, è importante magari lavorare soprattutto sulle nuove iniziative produttive. La piattaforma. Quella web di cui stavamo parlando prima, l'informatizzata. Assolutamente, viviamo, come dire, nell'era della tecnologia, tutti i nostri adempimenti fiscali ormai si muovono telematicamente, siamo veramente abituati a questo, però mi ha fatto sorridere questo bando perché apriva il 4 di novembre, se non ricordo male, alle ore 12. Io il 4 di novembre alle ore 12 avevo una docenza presso un noto istituto di formazione e ovviamente c'era la possibilità di compilare questa pratica direttamente sul web. Ora, chiaro è che se uno deve arrivare a mezzogiorno di quel giorno e compilare questa pratica in quella... Quando scadeva però? Si aprivano i bandi... Chi prima arriva. Esatto, chi prima arriva meglio alloggia, quindi ovviamente... Insomma, era un po' complicato. Ora, bisogna forse creare uno strumento che renda più fruibile, in un certo qual modo, diciamo, l'accesso a questi denari. Ecco. Ovviamente il limite, lo dico un po' forse contro, come dire, anche i colleghi che invece si occupano di finanza agevolata, il fatto che sia necessario un consulente per la predisposizione o per la compilazione delle domande, è secondo me un limite, nel senso che un imprenditore che ha un'idea imprenditoriale, anche che può riguardare l'ampliamento, l'acquisto di un nuovo macchinario, eccetera, ovviamente un imprenditore dovrebbe conoscere i propri numeri e dovrebbe anche inserire questo meccanismo all'interno appunto di un piano di sviluppo della sua azienda. Quindi mi chiedo perché si deve rivolgere ad un consulente per fare una cosa del genere? Dovrebbe farlo direttamente. Cioè dovrebbe essere così semplice, perché si è detto prima, altro elemento chiave, parola chiave, semplicità, che poi è una parola chiave che ovviamente proviene dall'alto, quindi dalle nostre istituzioni europee, dico rendiamolo semplice, facciamo in modo che sia l'imprenditore a collegarsi sul sito della regione e a poter, come dire, compilare autonomamente. Ecco. Allora, fermiamoci un attimo. Mameli ha aperto una finestra costruttiva, nel senso che comunque ha detto sì, c'eravamo anche noi, abbiamo visto delle cose insieme, però mancavano delle cose. Oggettivamente abbiamo fatto delle richieste, diciamo, mi è sembrato di capire che non sono state accolte in questa fase, in questa prima fase, il T1 o come è stato definito. Drago entra proprio nel merito dell'accessibilità dei bandi. Da una parte semplificare l'accesso, è possibile, perché bisogna rivolgersi sempre a un consulente. Dall'altra parte, perché non agevolare la nascita o anche la nascita delle nuove imprese piuttosto che andare a sostenere quello che già esiste? Allora, proviamo. Tanti punti e risposte molto chiare su tutto.
i riferimenti che venivano fatti è al bando che riguarda il sostegno degli investimenti alle imprese esistenti. È un bando specifico di piccola taglia, che è quello già uscito, e si rivolge alle imprese già esistenti. Vabbè, quello per le nuove imprese che metterà insieme, che infatti è previsto, è scritto molto, molto chiaro nella brochure, non è che non ci sia, uscirà in gennaio e riguarderà sino a investimenti per 500.000 euro, da 15.000 a 500.000 euro, e saranno proprio per le nuove imprese, la creazione di impresa. Quindi le imprese lo sanno, è questione di tempo, quindi non è che non diamo risposte a quello. Vabbè, ce ne sono 23. Noi lo sappiamo, che sta per uscire, aspettavamo sapere Esatto, bando da è già un risultato, l'abbiamo sempre quindi pubblicamente aggiornato. l'ho detto e uscirà. Anche perché tenete conto che poi gli uffici li devono smaltire, queste procedure, certo. Sono procedure nuove e quindi bisogna dare anche il tempo. Per quanto riguarda la semplicità, primo, non è necessario avere un consulente. Se l'imprenditore ha le capacità, è bravo, sa fare il suo piano, lo può tranquillamente fare. Quello che si sta dicendo, soprattutto da parte di chi le imprese le conosce, è che un piccolo artigiano ha sempre bisogno dell'assistenza, e poi gliela può dare la stessa associazione, gliela può dare il sistema dei confidi, perché comunque hanno poi bisogno di mettere del loro. Io sono del tutto d'accordo col fatto che le imprese devono avere un piano industriale. L'ho detto, per chi mi ha seguito nel roadshow, ho detto la prima cosa è che le imprese devono avere il loro piano industriale. Non vogliamo imprenditori che fanno la domanda unicamente per avere il contributo a fondo perduto, perché poi è un'impresa che va a fallire. Abbiamo bisogno di imprese che, credendo fortemente nella loro iniziativa, nelle prospettive di mercato, fanno un investimento. Vi do solo una piccola parentesi su questi imprenditori, quelli che abbiamo detto prima, che magari ne vorrebbero approfittare. Ci sono dei meccanismi per cui... Sì, ma ormai, guardate, è questo complesso. È un falso problema. Non è più possibile. Oltretutto anche il regime di aiuto non è come un Però tempo. in passato È successo e come? No, l'80% a fondo perduto, non esistono più queste cose. L'imprenditore sa che ci deve mettere del suo, almeno una metà. La deve mettere. La deve creare. Quindi io vi do dei numeri. Primo, non c'è stato il famoso click day, tutti erano spaventati che in quella giornata si sarebbero esaurite le possibilità. Tenete conto che su questo bando, di questo alle imprese già esistenti per fare investimenti, sono disponibili 12 milioni di euro. Tutti avevano paura di dire ma si esauriscono subito. Vi dico che da quasi un mesetto che è aperto siamo arrivati a oltre 300 domande, per un totale di investimenti proposti dalle imprese di 28 milioni, a fronte di questi 9 milioni di contributi. Quindi abbiamo ancora altri 3 milioni di spazi di contributi. Il bando scade al 31 dicembre e poi sarà rinnovato. Il click day, lei lo intende anche quella sovrapposizione di accessi simultanei alla piattaforma? Il click day vuol dire che chi arriva per primo, poi se arrivi un'ora dopo non hai già più niente. Invece c'è ancora spazio. Invece c'è spazio, c'è stato tutto il tempo, eccetera. Quindi queste paure non ci sono state. C'è spazio, il bando sarà reiterato, le imprese hanno tutto il tempo per fare il loro piano. Però sono d'accordo, hanno bisogno di avere l'idea del piano industriale. Comunque sono soldi che stanno mettendo. Quindi da questo punto di vista, secondo me, il consulente, che può essere anche la stessa associazione, serve non tanto per compilare la domanda, ma quanto per aiutare l'imprenditore, soprattutto quello piccolo che semmai si occupa del suo lavoro e non di strategie, di pensare non ha quel tipo di esperienza specifica, per cui rischierebbe magari anche di perdere assolutamente, di non inquadrare opportunamente. Questo può accadere. C'è l'aspetto della programmazione, hai detto sì, bisogna fare un piano industriale, oggi fare un piano industriale, considerata la crisi che percepiamo, abbiamo
percepito fino adesso, forse sta rallentando le imprese, perlomeno nel rischiare, cioè c'è ancora molta diffidenza forse da questo punto di vista, il fatto che comunque quella parte di denaro vada messa, lei l'ha detto, almeno la metà va messa nell'impresa, questo rallenta. Guardate, però poi sentiamo anche loro, io in giro ho notato un forte motivazione, ripeto, oltre 1000 partecipanti, un ammontare di investimenti, vi dicevo, di 28 milioni, stiamo parlando della taglia piccola, vuol dire che le imprese iniziano a vedere il PIL che si muove un po', non è molto, ma si inizia un po' a muovere, la fiducia dei consumatori, l'indagine Istat è uscita poche settimane fa, che per la prima volta fanno vedere un miglioramento della fiducia dei consumatori, il turismo, che è uno delle nostre grandi settori trainanti che si sta muovendo, quindi qualche risveglio c'è e ovviamente poi sta alla Regione per i suoi ruoli e alle imprese per il rischio che ci devono mettere di far veramente ripartire la macchina. Però degli elementi ce li abbiamo anche diffusi nel territorio. Prima veniva richiamato il nuorese. Bene, un quarto di queste domande ci sono arrivate proprio dal nuorese. Guardate che è un dato estremamente importante. Qual è l'area del territorio insomma, che ha fatto più richiesta? Ma è Cagliari, perché anche quella più popolosa. Come indotto. Esatto, è anche quella più popolosa. Però la cosa interessante è che se guardiamo l'importo degli investimenti previsti, Cagliari copre il 26%, Nuoro il 24% di quei 28 milioni. Quindi i progetti del nuorese sono più importanti in questo caso? Assolutamente, vuol dire che in termini di popolazione, in termini pro capite, Nuoro ha risposto in un modo straordinario. Vuol dire che c'è molta voglia anche nelle aree interne di accompagnare questa ripresa. Grazie Assessore, ci fermiamo per un'altra pausa, torniamo tra poco. Bentornati in studio, stiamo parlando di imprese, di finanziamenti, di bandi, abbiamo già visto un po' quali sono gli strumenti in campo, quali sono anche alcune problematiche, abbiamo anche già dato delle risposte. Mi interessa particolarmente l'aspetto del sostegno, come hanno detto le associazioni di categoria fanno anche questo, ma alla fine cerchiamo di costruire un percorso tipo, un imprenditore, per esempio un artigiano, decide di partecipare a un bando, qual è l'iter che deve seguire e in questo caso voi come lo seguite, come lo tutelate? Allora, intanto, qual è il tipo di lavoro che può? Intanto una battuta, secondo me l'artigiano, il piccolo imprenditore, il piano industriale ce l'ha in testa, ma come si diceva prima poi ha bisogno di qualcuno che lo concretizzi, perché ragazzi se io ho le mani in pasta e sto impastando il pane eccetera, non è che ho poi tutte quelle competenze. Sta funzionando così, noi abbiamo fatto un'attività di informazione e di comunicazione, le imprese vengono, si interfacciano con gli uffici della Confartigianato che sono sparsi su tutto il territorio regionale e spesso sono i propri colleghi o dei confidi o dell'associazione che in qualche modo fanno già un primo screening e dicono anche spesso all'impresa guarda che questo tipo di iniziativa in questo momento non è finanziabile, per esempio se è una nuova impresa gli stiamo dicendo guarda a breve uscirà il bando a cui tu potrai partecipare eccetera eccetera e poi naturalmente l'associazione è in grado di accompagnarli anche in tutte quelle questioni anche spesso di tipo burocratico, di recuperarsi i bilanci, le cose, perché naturalmente è una cosa abbastanza complicata. Innanzitutto essere in regola. No, vabbè, quello, le cose a base. Io dico una cosa, per quanto riguarda il discorso che abbiamo fatto prima del sussidio, che poteva esistere un po' di anni fa, ai tempi della programmazione negoziata, quando... Però oggi, con le regole di oggi, state tranquilli che l'impresa, che gli danno il 40% a fondo perduto, tutto l'altro pezzo è tasso agevolato, capitale proprio, eccetera. Prima di fare un investimento ci pensa 2 volte, quindi non c'è tutta questa corsa al sussidio, ma è veramente tutto ben ponderato e noi stiamo riscontrando effettivamente interesse da parte anche delle piccole imprese, che sono quelle che stanno sopravvivendo e che stanno in qualche modo mantenendo il sistema economico regionale, interesse anche a fare dei piccoli passi in avanti. Ecco, un tema che io vorrei porre è quello, perché si parla di un certo tipo di pezzatura di finanziamenti, a noi interessa molto, perché spesso le imprese questo ci chiedono, quello che è stato chiamato il T0, cioè che noi abbiamo chiesto a gran voce che è stato accolto, cioè finanziamenti per piani di investimento fino ai 15.000 euro, quindi voucher, snelli,
veramente snelli, dove ci può essere l'impresa che ha bisogno di un servizio, ma anche l'impresa, e questo io lo voglio ribadire, che ha bisogno per esempio dell'acquisto di un'attrezzatura o di un macchinario che le consentano di essere più competitiva. Da poco io senza necessariamente partecipare a dei bandi. No, una cosa molto semplice, però oggi le piccole imprese, dicevo prima, l'artigiano spesso fa la politica dei piccoli passi, magari ha anche sulle spalle 2 o 3 buste paga, che però moltiplicate sulle 36.000 imprese artigiane fanno anche i numeri. Ecco, l'artigiano molte volte dice, da poco io parlavo con un panificio, no, che fa pane Carasau, e mi diceva, vedi, io ho il problema di non avere ancora un impianto di condizionamento che mi dà la temperatura costante, quindi certe volte Per il ecco, mantenimento. ma quanto è l'investimento? Gli ho detto, ma guarda, saranno 7.000 euro, 8.000 euro. Gli ho detto, guarda, aspetta un attimo che la regione a breve dovrebbe far uscire questa cosa dei voucher, magari dicevo prima, spesso anche una questione psicologica, l'artigiano molte volte è diffidente. Tecnicamente che cosa succede? Ipotizziamo che esca appunto il bando dei voucher. Nel momento in cui si accede a quel tipo di finanziamento, ipotizziamo fino a 15.000 euro, l'artigiano presenta domanda, in questo caso per l'impianto. Non so i tempi, infatti questo lo volevo chiedere all'assessore, però sì, dovrebbe, immagino, portare la fattura e avere la quota del rimborso. Dovrebbe essere una cosa semplice, sicuramente fare una domanda attraverso la piattaforma. Velocissimo, prima di andare a Drago, un rimborso in questo caso dei voucher come può essere inteso, per quanto? Allora, stiamo attenti, i voucher sono per servizi specifici che possono essere quindi di innovazione, di marketing, di efficientamento energetico. Se sono investimenti rientrano nella categoria che stavamo dicendo Quindi prima. non li volete finanziare come avete scritto nelle direttive allegate alla direttiva di giunta? No, tutto quello che è scritto. A noi quello ci stanno chiedendo le imprese, non quello che è scritto nelle direttive lo la cosa faremo. ci preoccupa. No, quello che è scritto nelle direttive lo facciamo assolutamente. Quello che voglio dire è che sappiamo in ogni caso che ci devono essere delle regole di innovatività, non è pura sostituzione, insomma le regole che tutti quanti... In questo caso l'esempio c'è, ma c'è la richiesta, io dico perché c'è la richiesta, perché siamo quelli che poi devono dare le risposte alle imprese. Benissimo, andiamo avanti, volevo sentire Drago su un problema che, insomma, così, prima chito forse qualcuno si pone, ipotizziamo che appunto non ci sia il fatto che comunque l'imprenditore decide di accedere a quel tipo di finanziamento per ottenere dei denari così, denari che piovono dal cielo. È tutto programmato, studiato, si va avanti, si partecipa, si accede, c'è un rischio in corsa per l'azienda, cioè nel momento in cui poi magari ottiene il contributo magari dalla regione, c'è una parte che comunque deve mettere lui, ci sono dei momenti in cui ci si ritrova un po' col cerino in mano? Volevo specificare che quando ho detto questo non pensavo, come dire, ad un tessuto imprenditoriale di, come si suol dire, farlocchi in Sardegna, nel senso che ovviamente ho detto molto spesso si accede a questo tipo di bandi fuori, come dire, dal contesto aziendale, dalla programmazione aziendale. Questo porta a dover fare degli investimenti, ad entrare in un determinato meccanismo e ovviamente, come dire, questo il più delle volte crea più problemi che altro. Io ho vissuto, come dire, situazioni di aziende con i vecchi bandi della legge 28 e quant'altro che hanno fatto degli investimenti importanti, hanno finanziato il loro capannone, hanno comprato dei macchinari con dei piani di leasing che in realtà avevano una durata che era troppo corta rispetto, voglio dire, ai benefici che quel macchinario poteva portare in termini di... Quindi chiaro è che tutto questo succede perché è fatto fuori dal contesto, fuori dai numeri dell'azienda. Si parlava di servizi, ecco, secondo me uno degli elementi ormai fondamentali, ma di cui si parla poco, è la formazione. Cioè bisogna creare negli imprenditori la cultura imprenditoriale, anche nel piccolo artigiano, perché il piccolo artigiano che ha i numeri in testa, in realtà i numeri in testa il piccolo artigiano oggi non li può più avere. I numeri li deve formalizzare, li deve analizzare, perché poi quando li analizza si renderà conto che i numeri che ha in testa molto spesso hanno bisogno di revisioni, hanno bisogno di adattamenti, hanno bisogno di determinati meccanismi. Oggi nessuno o pochissime aziende analizzano i loro flussi finanziari e molto spesso si arriva al 15, al 16 del mese o al 30 del mese quando ci sono tutte le scadenze con le ricevute bancarie che uno apre il cassetto e dice
non ci sono i soldi. Ma può un imprenditore aprire il cassetto e dire non ci sono i soldi? No, se c'è un'adeguata programmazione questo non avviene. Quindi voglio dire perché? Perché l'imprenditore che è strutturato con questo tipo di impostazione ovviamente cerca di affrontare il problema prima che si manifesti, con il tempo necessario. Col bando in corso bisogna essere accompagnati fino alla fine? Non ho capito, chiedo scusa. Con un bando in corso bisogna essere accompagnati fino alla fine? Ma io direi di sì, bisogna essere accompagnati diciamo a partire dalla predisposizione della domanda per inserirlo all'interno appunto del contesto aziendale, bisogna essere accompagnati nella fase di rendicontazione, bisogna essere accompagnati anche successivamente quando effettivamente quell'investimento ritornerà in forma liquida e capire se realmente ritornerà in forma liquida oppure se quella parte che rimane a proprio carico effettivamente dovrà essere finanziata attraverso altre risorse, perché poi molto spesso il problema può essere anche questo. Ecco. Sì, questo comunque è un problema che viene riscontrato, perlomeno anche noi come giornalisti abbiamo raccontato di alcune aziende che hanno subito questo tipo di problematiche nel tempo, soprattutto sui grossi finanziamenti del passato, sui grossi bandi. Voi avete anche, studiando questo tipo di prospettiva, pensato a dei paracadute? Paracadute ne esistono? Paracadute è difficile perché ricordatevi che questi sono fondi europei soggetti alla normativa sugli aiuti di Stato, quindi poi... Allargo la domanda, nel momento in cui si accede a una forma di finanziamento di questo genere si passa dall'istituto di credito, si passa dalla banca. Certo, si può innescare un meccanismo si di passa dalla banca, però allo stesso tempo ci sono anche i fondi di garanzia, il sistema dei confidi che abbiamo riorganizzato fortemente, che oggi è molto più forte, stiamo anche mettendo il fondo di salvaguardia, di stabilizzazione, ci sono il fondo di garanzia presso la SFIRS, quindi ci sono veramente tanti paracadute nel sistema, però certamente se un'impresa fa un investimento, l'investimento o è sbagliato oppure per carità si parla di rischio, quindi non si parla di certezza di impresa, certo. Si parla di rischio di impresa, quindi succede anche esatto, quindi succede anche che c'è un investimento, l'imprenditore è serio e poi però le cose non vanno bene, allora in quel caso è evidente che non si può fare più di tanto, ecco, perché ci sono delle regole molto chiare, però diciamo che normalmente esistono i paracaduti che sono del sistema delle garanzie fidi. Assessore, chi li scrive i bandi? I bandi li scrivono gli uffici e sono scritti con la massima semplificazione possibile. Io ho chiamato i funzionari che lavorano e gli ho detto: voi vi dovete chiedere 10 volte, non una ma 10 volte, questa cosa che sto scrivendo che sto richiedendo, questo documento è assolutamente necessario? Se non lo chiedo mi parte la procedura di infrazione dell'Unione Europea o ne posso fare a meno? E da questo punto di vista c'è stata una grossa semplificazione. Dopodiché siamo ancora aperti. Adesso questo primo bando, per esempio, del T1 finisce e ne rifaremo. Se riceveremo delle proposte specifiche da parte del mondo dei consulenti, dell'associazionismo, che dice guarda, quel singolo documento puoi fare a meno di richiederlo, noi siamo pronti a farlo. Dobbiamo contemperare due esigenze. Una è quella del rigore, della rendicontazione in un paese dei furbi, perché tutti sappiamo che poi l'Italia è il paese dei furbi, quindi dobbiamo stare attenti. La domanda nasce dobbiamo stare attenti a questo e allo stesso tempo dare semplificazione, proprio a garanzia delle persone serie. Ci fermiamo per l'ultima pausa di questa sera. A tra poco. Bentornati in studio, completiamo questa nostra trasmissione dedicata oggi al mondo delle piccole e medie imprese. Volevo chiedere un'ultima cosa a Mameli. I dati dell'export sono confortanti e vi riguardano direttamente. Quanto i bandi, considerato che si tratta di bandi europei, entrano nel merito dell'esportazione? Fanno abbastanza? Sì, allora io infatti me l'ero segnato, guarda, manca a farla apposta, internazionalizzazione. Beh, sono comunque dati di qualche giorno fa. No, noi siamo usciti anche con dei dati, soprattutto sull'agroalimentare, che sicuramente è un settore che può essere proprio trainante.
Ad esempio su questo tema noi siamo pienamente soddisfatti del lavoro che ha fatto l'assessorato dell'industria per quanto riguarda l'internazionalizzazione delle imprese, perché già dalla scorsa primavera che ha emanato alcuni bandi che sicuramente sono, diciamo, dei seri incentivi affinché le imprese si sperimentino, migliorino in quel pezzo di attività sul quale oggi effettivamente, a parte alcune eccellenze che ci sono anche di un certo tipo, però abbiamo delle piccole eccellenze, parliamo dell'agroalimentare ma non solo, ad esempio tutto quello che ruota attorno al settore della moda, non solo la sartoria ma tutto quello che c'è attorno, è sicuramente un settore che ha ampie potenzialità perché il Made in Italy tira ancora, ma noi che già abbiamo delle condizioni di insularità che un po' ci penalizzano, però abbiamo la possibilità di vendere i nostri prodotti e diciamo, quegli incentivi, quegli interventi, anche uno è appena uscito proprio in questi giorni, ce ne saranno degli altri, anche lì, anche dei piccoli interventi, anche lì per esempio sul T0, perché magari c'è l'impresa che vuole partecipare a una fiera e quindi anche lì modalità voucher, eccetera. Ecco, io questo voglio rimarcare, che comunque queste modalità, appena saranno attivate, ma ormai siamo proprio addirittura d'arrivo, sono sicuramente degli interventi a misura di microimpresa e di piccola impresa e noi come associazioni stiamo lavorando per mettere insieme le imprese. No? E cercare di portarle anche insieme su certi mercati. Non è facile, il nostro è un compito anche di tutoraggio molte volte, di formazione, di accompagnamento, per dire guardate che tu da solo non fai quel mercato. Noi a breve saremo a febbraio, saremo a Mosca al Prodexpo, che è la principale fiera dell'agroalimentare dei paesi euroasiatici, portando 15 imprese sarde dell'agroalimentare, iniziando un percorso finanziato dalla Regione Sardegna. Questa è un'eccellenza e questo è molto interessante. Mi sento però di dover rilegare un attimino a una provocazione che è stata fatta nel fuori onda, mi sembra carino riportarla ai nostri ascoltatori da Andrea Drago, rispetto al fatto che comunque anche un po' sembra crearsi un paradosso certe volte tra la richiesta e l'esigenza della singola azienda. Le chiedo di ripeterla perché io non sarei in grado. Sì, no, la provocazione era relativa, diciamo, ad un esempio che è stato fatto prima del panificio artigianale, no? Che diceva per fare l'investimento che aspettava i bandi per l'investimento da 7-8 mila euro sull'impianto di condizionamento. Sì. Ora, ovviamente io ho chiesto, era un esempio, sì, però mi ha colpito e ho chiesto, ma voglio dire, questo imprenditore aspetta che escano i bandi per fare questo investimento, allora mi chiedo, l'impresa si regge in piedi, che non riesce, come dire, ad accumulare delle risorse, tutto sommato abbastanza ridotte, perché insomma parliamo di una cifra contenuta, e quindi mi chiedo, è un'impresa che si regge in piedi, cioè è poi possibile che debba aspettare un bando di questo tipo? Ecco, questo era un po'... Ci sono diversi tipi di bandi, ci sono diversi tipi di esigenze, perché alla fine il bando nasce per creare sviluppo, per creare occupazione, non per comprare climatizzatori, forse. Così non lo so. ripeto quello che stavo dicendo. No, infatti vi ho legato. Allora, no, intanto secondo me la questione è questa. Bisogna conoscere la realtà delle microimprese. Quando io parlo di microimprese, che sono comunque una buona fetta, sto parlando veramente di imprese che devono sopportare un costo del lavoro allucinante, hanno problemi con le banche. Per esempio, uno dei problemi che hanno le nostre imprese con le banche è che la banca non conosce la piccola impresa. Va, i piccoli imprenditori, i microimprenditori gli chiedono, cioè lo trattano come la grande impresa. Purtroppo non è così. Questa è la nostra realtà. Allora, è ovvio che l'impresa che arriva magari giusto a fine mese, qualcosa in più, e poi ci sono tutte le scadenze, le tasse, i passaggi eccetera. intermedi che citava l'assessore, allora, se la Regione ci ha accolto, che... se la Regione ha accolto anche la nostra proposta di pezzature di interventi di questo genere, è perché anche loro si rendono conto che spesso ci sono piccoli investimenti che magari le imprese rimandano perché sono sempre lì, l'investimento è il piano di marketing, è il nuovo logo, è il sito di e-commerce. Alla fine il margine è anche così piccolo, purtroppo. Purtroppo più è piccola l'impresa, più è piccolo il margine. Ecco perché noi parliamo sul T0 che le nostre piccole imprese non si rivolgono al credito d'imposta nazionale, perché comunque non è conveniente. Quando tu hai piccole percentuali, piccoli ricavi, hai anche piccoli crediti d'imposta. Alla fine è tutto un... Io vi chiederei a entrambi, ripartendo da Drago, approfittare dell'occasione che abbiamo l'assessore alla programmazione e bilancio sul tema dei bandi, ovviamente, di chiedere effettivamente che cosa secondo voi, o proporre, che cosa secondo voi sarebbe utile fare per agevolare le imprese ulteriormente nella partecipazione ai bandi. Drago. Allora, io credo, perlomeno questo è ovviamente quello che io ho visto dalla mia esperienza,
credo che si debba investire per come dire, creare l'imprenditore, cioè investire nelle persone degli imprenditori, fargli assaporare la cultura d'impresa, dargli quel tipo di informazioni, di contenuti formativi che sono indispensabili, ancor prima di parlare di bandi e di parlare, come dire, di finanza agevolata. Dei corsi assolutamente sì, post-università. perché mi riallaccio, ma non vuole essere una provocazione, ma è semplicemente un confronto. L'imprenditore che ha difficoltà ad interfacciarsi con il sistema bancario, l'imprenditore non si sa presentare al sistema bancario, l'imprenditore che ha nella sua testa la sua azienda, i numeri, eccetera, deve anche saperli esporre all'esterno e bisogna insegnarglielo questo, perché è lui che si interfaccia con il sistema bancario. Non può pensare di andare ogni volta, come dire, a parlare con le banche attraverso il suo commercialista o attraverso le associazioni di categoria. Ci deve andare direttamente, perché gestisce direttamente le problematiche della sua azienda. Ecco, investiamo nell'imprenditore, cioè facciamolo diventare tale, così come è fuori dalla Sardegna, peraltro, ecco, molto spesso. Ah, ecco, questo esiste, è un esempio che assolutamente sì. Ha citato non a caso. Vabbè. Noi che abbiamo una presenza su tutto il territorio nazionale, anch'io parto sempre con questo preconcetto, poi quando mi confronto con i colleghi delle altre regioni scopro che tutto il mondo è paese, quindi le difficoltà. No, beh, immagino, certamente. No, dicevo questo, però è ovvio modello, che magari il tema della formazione e della cultura di impresa è un tema importante, la regione spende tante risorse per la formazione e probabilmente su questo bisogna forse investire di più per delimitare, cioè io sarei, però non sono io l'assessore, io sarei per fare delle decisioni drastiche. Se la regione Sardegna vuole investire così come ha deciso di investire su alcuni temi che sono l'agroalimentare, l'ICT eccetera, nel momento in cui si finanzia tutta la parte di formazione sul fondo sociale bisogna puntare solo su quello e cercare di fare in modo che su quello si lavori e su quello si crei impresa. Invece nel nostro POR dell'FSE c'è ancora poco di investimento proprio per la cultura d'impresa. Noi ci stiamo facendo anche noi portatori di questa cosa e quindi da questo punto di vista sicuramente la formazione. Per quanto riguarda il discorso delle banche, noi abbiamo i confidi che spesso fanno anche da filtro, è un problema dell'imprenditore, è un problema però anche delle banche perché gli stessi banchieri ci dicono che comunque spesso loro stessi ammettono di non conoscere quel tipo di mondo, per cui bisogna trovarsi a un punto di incontro, non è che uno sta fermo, tutti e due devono fare il passo per andare ad incontrarsi. Io ne approfitto, il tema del T0 è sicuramente, quindi investimenti fino a 15.000 euro, quelli che è molto importante per noi, per questo ci chiedono. Questo l'abbiamo risorse capito. sul T1, nuove imprese, ma l'assessore ci ha detto che da gennaio, quindi secondo me una volta che si mettono in campo queste, poi con gli accorgimenti, c'è un elemento importante definito dall'accordo europeo di partenariato, che è il test PMI, cioè in teoria la pubblica amministrazione ogni volta che emana un atto dovrebbe pensarlo per capire se una piccola e media impresa supererebbe il test, quindi scrivo un bando, è un bando che mi dovrei chiamare un paio di imprese o chiamare noi e dire secondo voi questo è fattibile, è leggibile eccetera, però secondo me ci sono spazi per collaborare, io credo che anche su questi ultimi bandi ci sia la possibilità di migliorare perché adesso che abbiamo fatto anche noi esperienza, interfaccia, molte volte ci siamo presi noi anche certe arrabbiature, va alla regione e siamo noi e questo è un ruolo che ci deve essere riconosciuto secondo me perché filtriamo, cioè molte volte prendo gruppi di richieste, di cose e le passo al funzionario, faccio un po' da filtro, quindi questo è importante, noi questo ruolo lo stiamo svolgendo, ci crediamo, riteniamo che ancora possa essere migliorabile, ma noi quando ci sono da dare suggerimenti non abbiamo problemi. Velocissimo, quindi abbiamo detto formazione imprenditoriale, l'opportunità, la possibilità di attivare dei bandi un po' più vicini a un certo tipo di esigenza, tavoli dove si ascoltano i diversi mondi. È stato detto anche, l'ho citato prima io, chi scrive i bandi, quello del test è anche una cosa simpatica e forse anche utile che si può applicare. Ah sì, sono tutte Le chiedo cose anche di dirci cosa c'è in agenda a breve. Sono tutte cose, devo dire, che stiamo facendo, in particolare il rapporto con le associazioni imprenditoriali è stato stretto e continuo sin dall'inizio, perché sono pienamente d'accordo, dobbiamo sentire le imprese e le associazioni che le rappresentano, non possiamo vivere solo dentro gli uffici, ma lo stiamo facendo, c'è un via vai delle carte, devo dire anche oltre quello che teoricamente si potrebbe fare, perché davvero crediamo fortemente nei contributi che arrivano.
Dopodiché partiamo anche dalla considerazione che le nostre non sono piccole e medie imprese secondo l'accezione europea, dove una piccola impresa ha 50 addetti, una impresa di 50 addetti è già, togliamo uno zero. È già una grande impresa. Quindi il tema anche del test delle PMI va ribaltato a livello locale, in cui è probabilmente il singolo falegname, il singolo panettiere. Allora, ovviamente noi dobbiamo dare risposte anche a loro, e nel modo in cui abbiamo detto stiamo cercando di darle. Per io un rilancio abbiamo anche bisogno di fare rete, e questo so di trovare del tutto d'accordo i miei interlocutori, ma noi dobbiamo continuare. Pensiamo all'agroalimentare. Noi abbiamo bisogno di metterli insieme i produttori. Se vogliamo andare nei mercati esterni, è evidente che non possiamo pensare che ci vada ciascuno col suo marchio, con la sua piccola produzione. Non ci arriveremo mai. Quindi, è ovvio, manteniamo... insieme gli assessorati sarebbe già una prima... Lo sappiamo che nella nostra proposta di riforma c'è anche la costituzione dell'assessorato alle attività produttive. Vi dico, oggi, a mezzogiorno, noi avevamo riunione della cabina di regia della programmazione unitaria sul tema della internazionalizzazione, intesa sia come export delle nostre imprese che come di attrazione degli investimenti e flussi turistici, perché sono strettamente collegati. Bene, abbiamo fatto una cabina di regia con tutti questi assessorati, quindi lo stiamo già svolgendo questa fase di unificazione all'interno degli assessorati. Ovviamente dobbiamo continuare a lavorare affinché anche le nostre imprese si mettano insieme. Il roadshow è finito, Assessore. Quali sono i prossimi appuntamenti per i bandi? A far uscire i bandi secondo gli impegni che abbiamo preso, quindi il bando per le nuove imprese, il T1, T2, sino a 500.000 per le nuove imprese, il bando T4 che sarebbero i contratti di investimento. Qui in questo caso stiamo parlando delle grandi imprese, ma abbiamo bisogno di riprendere l'interlocuzione. Ci sono investimenti importanti che sono in attesa di aprire quella che è una fase di contrattazione all'interno di una negoziazione con le imprese. Poi l'altro bando, il T0 che è stato richiamato. Quindi continuiamo secondo questa scaletta e mi pare che i risultati sinora sono importanti. Grazie, vi ringrazio insomma, di averci aiutato a raccontare ai nostri ascoltatori uno spaccato del mondo dell'impresa. Ovviamente dedicheremo altro tempo, anche perché insomma, abbiamo sentito soltanto una parte del mondo delle imprese, il punto di vista della Regione e anche un po', posso dire Drago, l'avvocato del diavolo, che è entrato un po' nel merito di quelle che sono le problematiche che gli imprenditori, piccoli, medi e grandi, trovano nell'affacciarsi anche a volte nella partecipazione ai bandi. Ringrazio l'assessore Raffaele Paci di Grazie a voi, è stato averci un piacere. Raggiunto qui in studio, il segretario regionale di Confartigianato Stefano Mameli, grazie, Andrea Dago, dottore commercialista, grazie a lei del suo contributo. Ovviamente l'appuntamento a martedì prossimo con Tesauro.